Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli, e i tifosi sono già in allerta. Siamo tornati con un altro aggiornamento esplosivo e ricco di suspense sul nostro amato Napoli e, come sempre, potrete seguire tutto qui, direttamente dal dietro le quinte, con le ultime notizie dal mercato. Quindi lo sai già, metti mi piace, iscriviti al canale e attiva la campana. Perché questa telenovela che coinvolge Victor Osimhen è lungi dall'essere finita. E i prossimi capitoli promettono di essere mozzafiato. Quello che sembrava quasi certo ora rischia di fallire completamente. E lo scenario sta cambiando di minuto in minuto. Secondo Sky Sport, il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray è ufficialmente a rischio. Anche se il club turco ha offerto 70 milioni di euro. Il Napoli rimane irremovibile nella richiesta della clausola intera di 75 milioni, e in più, il club di Aurelio De Laurentiis vuole garanzie certe sul pagamento. Cosa che finora i turchi non sono riusciti a offrire con totale sicurezza. Nel frattempo, Osimhen continua a fare pressione per tornare in Turchia, dove avrebbe già concordato un contratto astronomico di 16 milioni di euro a stagione, più bonus. Ma ora, con l'affare in stallo e ogni giorno più rischioso, altre potenze iniziano a muoversi dietro le quinte. Ed è qui che la telenovela acquista nuovi protagonisti. L'Al Hilal, dell'Arabia Saudita, è ancora in agguato. Secondo Sky, i sauditi hanno adottato la stessa strategia di pazienza che hanno usato con Theo Hernandez. E che potrebbe ripetersi con Osimhen. Se il Galatasaray non riuscirà a garantire l'operazione, l'Al Hilal è pronto a entrare in campo con tutto il suo potenziale, offrendo 75 milioni in contanti. Senza rate, senza burocrazia e con uno stipendio ancora più allettante per l'attaccante nigeriano. E come se non bastasse, emerge un nuovo elemento inaspettato, la Juventus. Proprio così, i bianconeri potrebbero tornare in gioco se l'affare con il club turco non andasse in porto. Nulla è escluso e, se la vendita di Vlahovic andasse in porto, la Juve potrebbe fare una mossa audace per Osimhen, riaccendendo un vecchio interesse che ora sta prendendo forma. E ora tocca a te, tifoso del Napoli, venderesti Osimhen al Galatasaray per meno della clausola? O preferiresti negoziare con l'Al Hilal o addirittura con la rivale Juventus? Pensi che il club debba cedere o mantenere la posizione ferma di chiedere i 75 milioni? Commenta qui sotto la tua opinione sincera. Perché questa telenovela è solo all'inizio e i tifosi devono essere ascoltati. E naturalmente, se questo aggiornamento ti ha tenuto al corrente di tutto, lascia un super grazie e rafforza il nostro canale affinché possiamo continuare a portarti le notizie più calde sul Napoli. Alla prossima, e forza Napoli!